È un progetto di legge per il sostegno del settore ippico ed equestre a partire dal turismo equestre e quindi l'obiettivo è quello di recuperare i 600 km di ipovie che sono presenti in Veneto, dando continuità anche in quelli che sono i passaggi privati, ma anche attraverso il recupero dei fabbricati esistenti, riconvertendoli a un uso di ristoro e di sosta per cavalli e cavalieri. Significa anche recupero di antichi mestieri come sellai, maniscalchi, allevatori, così come il mondo del cavallo entra all'interno dell'ipoterapia con la possibilità di cure mediche o di disagio sociale attraverso appunto l'integrazione e la collaborazione tra centri ippici e equestri con strutture mediche o paramediche del territorio. Una legge quadro regionale che dà stimolo anche a livello nazionale per mettere al centro tradizioni, identità e storia del nostro Paese.